L'Università per la Formazione Continua Ippolito Pinto di Vittorio Veneto ha organizzato una serata, una lezione aperta dedicata al meteo e agli eventi climatici estremi in compagnia del meteorologo vittoriese Andrea Costantini. Di che cosa si parlerà questa sera? Questa sera parleremo della definizione di un evento estremo e anche appunto di quali sono le cause e le conseguenze, gli scenari futuri di quello che stiamo vedendo in questi giorni e quello che vedremo anche in futuro. Questo tipo di eventi è sempre più frequente. Che cosa dobbiamo aspettarci appunto nei prossimi mesi, nei prossimi anni? Sicuramente appunto con l'aumento della temperatura globale dovuta al riscaldamento che vediamo tutti i giorni, l'energia sta aumentando e di conseguenza si trasforma e diventa acqua, diventa vento, diventa fenomeni estremi ed intensi. Quindi la tendenza è sicuramente l'aumento, cerchiamo anche di capire come fronteggiarlo e come poter evitare anche i danni maggiori rispetto a quella che è la nostra vita e il nostro vissuto. Ecco, noi con magari delle piccole semplici azioni quotidiane possiamo modificare questi che ci sembrano dei fenomeni globali. Sicuramente quello che possiamo fare è conoscerne le caratteristiche, le anche potenzialità del rischio, quindi evitare i rischi, evitare di esporci ai rischi e anche avere fiducia in chi ci dà delle informazioni ovviamente verificate per poter evitare di essere esposti a dei rischi crescenti che sono molto più grandi di quelli che noi possiamo gestire in questo momento. Quanto è importante fare informazione, fare divulgazione per far conoscere e far capire, anche comprendere questi eventi, questi fenomeni alla popolazione? È fondamentale perché la conoscenza e l'informazione fanno parte di quella che poi diventa la coscienza, quindi la capacità di comprendere un messaggio, di agire, soprattutto per la propria sicurezza ma anche quella degli altri. Quindi l'informazione è la base di ciò che poi noi andiamo a fare nella vita di tutti i giorni. In questi giorni appunto veniamo da 48 ore di una pioggia battente con appunto degli eventi anche un po' catastrofici connessi. Che cosa è successo e nelle prossime ore? Abbiamo avuto una serie di perturbazioni molto intense provenienti dall'Oceano Atlantico, alimentate anche dall'aria molto calda e umida del Mediterraneo. Tuttora la temperatura che percepiamo è molto elevata, superiore alla media. Questa energia ha provocato l'aumento dell'intensità delle precipitazioni verso le montagne in particolare e nei prossimi giorni, con l'esclusione di un'ultima perturbazione tra sabato e domenica, più moderata delle precedenti, andremo poi ad avere aria più fresca, quindi precipitazioni più ridotte e anche un miglioramento generale delle condizioni. Quindi andiamo verso una soluzione di questo lungo periodo di piogge molto intense. Una serata dedicata agli eventi meteorologici estremi organizzata appunto dall'Università per la Formazione Continua Ippolito Pinto di Vittorio Veneto. Queste lezioni aperte stanno riscuotendo grande successo. Sì, stanno riscuotendo un enorme successo. Pensi che lo scisma di Montaner abbiamo avuto un'affluenza talmente importante che abbiamo dovuto chiudere le porte e purtroppo mandare indietro probabilmente più di 50 persone. Difatti oggi con questa lezione aperta sulle cause dei fenomeni meteorologici estremi abbiamo dovuto chiedere la prenotazione obbligatoria e la sala sarà piena. 100 posti, 100 persone presenti. Quindi questo tipo di appuntamenti riscuote grande successo? Sta riscuotendo un enorme successo grazie ovviamente alla direzione dei corsi tenuta dalla dottoressa Paola Dalcin che si sta impegnando molto su queste iniziative e anche in termini di comunicazione stiamo facendo una pressione sia nei confronti dei nostri allievi, dei nostri soci ma soprattutto della cittadinanza.